Una fiera di Santa Lucia che si propone con il bilinguismo, lingua italiana e lingua veneta, ma anche un ospite d'eccezione, il presidente di Regione Veneto, Luca Zaia. Sentiamolo ai nostri microfoni. Direi è soprattutto un punto di riferimento in una regione che ha 350 prodotti tipici, 160.000 aziende agricole e ha un PIL agricolo di 6 miliardi di euro, quindi di fatto la vera seconda industria del Veneto è rappresentata ancora dall'agricoltura. Sì, la lingua veneta è la nostra lingua madre, 7 persone su 10 in Veneto parlano e pensano in veneto. Non crediamo alle manfrine di quelli che ci dicono ma quale sarà la lingua veneta, sarà quella dei vicentini, dei trevigiani, dei padovani, le varianti. Sono le varianti che hanno tutte le lingue, ce le hanno gli inglesi nel loro British English puro piuttosto che i portoghesi o gli spagnoli. La verità è che noi comunichiamo in veneto, ci capiamo e pensi che persino gli immigrati parlano veneto prima di imparare l'italiano. Questa è la dimostrazione che il veneto è una lingua. E tra poco allora Zaia on the road per un referendum, quasi per un porta a porta. Zaia on the road tradotto in veneto Zaia per strada, nel senso che, guardate, questo non è il mio referendum, non è neanche il referendum di un partito, è il referendum dei veneti. I veneti decideranno se vogliono dare un mandato al loro governatore di andare a trattare in maniera seria, ma per avere questo mandato non basta che vinca il sì, ma bisogna anche che sia plebiscitaria l'affluenza alle urne. Una grande affluenza alle urne, lo abbiamo capito anche con l'ultimo referendum, vale di più del risultato del referendum. Quindi essere in tanti, intasare i veri seggi elettorali per il nostro referendum significa dare un grande segnale a Roma.